di continuare con quella perseveranza che sempre ho avuto e essere persistente. Direi di andare avanti perché è un lavoro che mi ha dato tantissime soddisfazioni, al di là proprio del business, però le soddisfazioni umane, perché quando crei con le tue mani e la gente capisce, non c'è prezzo e non c'è quotazione che valga. Giocare con la fantasia e con le mani, prendersi un tempo di ascolto. Le mani sono testimonianza di noi. Non tradire me stessa e continuare a fare quello che amo e renderlo un lavoro. Dico al mio me stesso di proseguire senza paura e senza perplessità nel mondo dell'artigianato, del lavoro manuale, della ricerca, della sperimentazione, affrontando gli errori con solarità, perché gli errori costruiscono un percorso significativo. Prenditi sul serio prima che inizino a farlo gli altri e ascolta i consigli, ma non tutto il resto. Il vociare lascialo da parte, non ti riguarda, riguarda loro. Di complimenti non si campa. Di crederci, perché si può fare, veramente. E non ci avrei mai creduto che sarebbe potuto diventare un lavoro. Ed effettivamente sono qua e quindi è andata così, ce la sto facendo.